stiamo attenti a declinare le situazioni che si verificano avanti, perché un conto è un blocco legato a delle iniziative sulle quali si sa che c'è la rete sempre della protezione civile, altra cosa è davanti a situazioni straordinariamente rilevanti. Fumata grigio scura. Il tanto atteso incontro tra la Regione Friuli Venezia Giulia, sindaci e responsabili delle squadre comunali di protezione civile, che si è tenuto nell'auditorium della Regione Udine sul futuro e i ruoli dopo il rinvio a giudizio del sindaco di Preone e del suo coordinatore in merito alla morte del volontario durante l'emergenza maltempo del luglio 2023, ha soltanto fatto emergere come ci sia ancora una sorta di cortina di ferro tra le parti. La Regione, attraverso l'assessore Riccardi, seppur solidale, spinge a far rientrare la protesta per il bene comune. Continueremo a dialogare, questo è un sistema che non può dividere un sindaco dall'altro, il volontario dal coordinatore, dall'assessore, quindi questo è un sistema che marcia unito e devo dire che ha la totale solidarietà di tutti gli assessori alla protezione civile di questo Paese e dei presidenti delle regioni. Lo stesso ricorda le imminenti scadenze su tutta la tappa del Giro d'Italia in programma il prossimo 24 maggio. Credo che sia molto difficile per l'organizzazione del Giro d'Italia poter riuscire nell'impresa senza il sistema di protezione civile, però adesso ci ragioneremo, insomma, io penso più ai fatti straordinari di straordinario pericolo. L'Anci Friuli Venezia Giulia ha espresso parere unanime con una presa di posizione chiara, come ci conferma Gabriele Bressan, sindaco di Pozzuolo e vicepresidente dell'associazione. Abbiamo cercato una linea unitaria che propone sostanzialmente di porre l'accento sul problema del decreto legislativo 81, che è oggettivamente un problema e quindi su questo bisogna assolutamente trovare una soluzione, e soprattutto poi di sospendere temporaneamente, ma condividendo con volontari e coordinatori, sospendere le attività. Ecco, crediamo che questo sia anche un segnale forte che anche la Regione, anche l'assessore Riccardi può utilizzare, ecco, per fare pressione nei tavoli dove queste situazioni si risolvono dal punto di vista tecnico.